L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi è intervenuto oggi all'ospedale di Tolmezzo nell'incontro organizzato dall'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale per illustrare ai sindaci i cardini del nuovo modello organizzativo della sanità in montagna, le principali innovazioni, il nuovo organigramma aziendale. Il potenziamento della rete senologica integrata ha migliorato notevolmente i tempi di attesa degli interventi chirurgici per il tumore maligno alla mammella, illustrato dal direttore sanitario David Turello, alla presenza anche del nuovo direttore medico di Tolmezzo e San Daniele, Alessandro Conte. Nel 2023 l'intervento per tumore alla mammella maligno era praticamente garantito nei tempi a una donna su due. Nel 2024 la percentuale ha raggiunto il 78,5%, l'anno scorso ha toccato il 91,6%. Di questo lavoro di rete hanno così beneficiato molti pazienti, portando alla stabilizzazione di un risultato d'eccellenza. L'assessore Riccardi comunque ha tenuto a dire che questi sono i risultati. È venuto qui per raccontare la pura verità e rimanda al mittente le polemiche legate al gioco della politica. Continua a resistere davanti a delle condizioni che sono insostenibili per quel che mi riguarda. Io, se devo decidere se stare dalla parte di una petizione che ha migliaia di firme, vorrei anche capire quando uno firma che cosa gli viene raccontato, oppure se deve stare dall'altra parte a garantire la sicurezza delle persone, io sto dalla parte della sicurezza delle persone. La contabilità elettorale che qualcuno continua a mettere davanti rispetto alla cura della gente è una cosa che non mi appartiene.